Inizia oggi all'Istituto Rita Levi Montalcini il nuovo anno scolastico con l'accoglienza, un anno sicuramente ricco e intenso di programmi. Buongiorno, sono la vicepresidente Maria Rosa Posanta e in questo momento sto sostituendo il mio dirigente perché è impegnato in altre Canicattì per esami di Stato, sessione suppletiva. Oggi cominciamo, il giorno 11, abbiamo anticipato 2 giornate. Iniziamo con l'accoglienza dei nuovi ingressi, sia nella scuola media, nella scuola primaria che nella scuola dell'infanzia. Invece da domani, il giorno 12, entreranno tutte le classi dell'istituto. Quindi l'orario sarà ridotto in questo momento, dalle 8 alle 11. Insomma, siamo ormai pronti per questa nuova avventura che ci coinvolgerà tutti i docenti, alunni, collaboratori scolastici, un po' tutto il personale della scuola. Ricordiamo che voi avete tanti plessi che gestite, no? Sì, questo è sempre, si ripropone ogni anno affrontare queste varie problematicità che interessano gli 8 plessi che abbiamo dislocati nel vario territorio qua di. Sono state difficoltà quest'anno nell'avvio dell'anno scolastico anche a livello docente, personale ATA? No, diciamo che in questo momento siamo al completo, questo è al completo. C'è qualche docente titolare che è assente, quindi provvederemo alla sostituzione, ma tutto il personale è stato assegnato nei tempi dovuti. C'è stato qualche cambiamento a livello normativo nel nuovo anno? Tutto procede regolarmente? Almeno al momento penso di sì. Non so, io sentivo qualcosa riguardo il Covid, non so le nuove direttive cosa prevederanno. È prevista un'accoglienza stamattina, cosa fate? Sì, in ogni plesso stiamo organizzando l'accoglienza, quindi qua per la scuola media, nella scuola primaria, ogni plesso si è organizzato in maniera autonoma. Ok, buon anno allora. Grazie agli alunni, ai nuovi ingressi soprattutto che vivranno questa nuova esperienza. Grazie.